Assessore Sciaurli, vini macerati nati in Friuli Venezia Giulia, il libro di Nalato presentato oggi. Qual è la novità di questo volume? Non è una novità, è soprattutto riconoscere quello che questa regione è stata in grado di produrre in questi 20 anni e che spesso ogni tanto per antagonismi, per voglia di differenziazione non siamo in grado di veicolare e di promuovere come meriterebbe. I vini macerati nascono in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Oslavia, da un gruppo di produttori che all'epoca sono stati definiti magari dei visionari, ma che oggi hanno un grande riscontro di mercato e nello stesso tempo promuovono una vitivinicoltura sostenibile ambientalmente e anche un prodotto che si mette sul mercato e che i cittadini possono scegliere. Mauro Nalato ha fatto un grandissimo lavoro riconoscendo finalmente quella che è una primazia della nostra regione, che spesso ci viene riconosciuta in tutto il mondo e che noi ancora non eravamo in grado di promuovere e di riconoscere a fondo. La regione l'ha sostenuto per questo, cioè siamo orgogliosi anche di aver inventato i vini macerati, gli orange wine come spesso vengono chiamati, e siamo orgogliosi anche che questi produttori offrano al cittadino consumatore una scelta in più.